Piove di Sacco 9 giovanissimi denunciati per aver aggredito e rapinato un 17enne. Ad Oderzo 4 nei guai avevano picchiato, rapinato e minacciato un 15enne alla fermata delle Corriere. Assalto al bancomat in piena notte in viale San Lazzaro a Vicenza. L'esplosione provoca un principio di incendio. Il racconto dei residenti. Spaccata con tombino nella notte in una storica pizzeria takeaway di Treviso. Il colpo in 36 secondi. I ladri a volto scoperto portano via la cassa con 4.000 euro ingenti. I danni, l'amarezza dei titolari. La deputata padovana di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, denuncia le minacce sui social come quella che riecheggia il luogo dove fu esposto il cadavere di Mussolini. Attacco vile, dice lei. Un'altra bomba, la quarta in meno di 3 anni, trovata durante gli scavi nel cantiere Tava, Montebello Vicentino. Il sindaco chiede di rivedere le procedure di indagine bellica durante i lavori. Folla commossa a Venezia per i funerali di Anna Rita Panebianco, la manager del caffè Florian, morta nel tragico incidente in barca l'8 marzo, un addio sulle note di My Way. La guerra dei dazi tra USA ed Europa potrebbe passare anche dalle uova venete, potrebbe essere una merce di scambio per ridurli, secondo l'assessore regionale Canelli. Si intitola Canova e la nascita della scultura moderna, il Teseo sul Minotauro, e la mostra che aprirà domenica al Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. Le immagini in anteprima. Ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto in apertura: violenza con l'aggressione e la rapina di pochi euro per un 17enne di Piove di Sacco. Siamo nel Padovano. Grazie alla denuncia del ragazzo e alle indagini condotte dai carabinieri per 9 giovanissimi, 5 dei quali minorenni, è scattata la denuncia. 21 dicembre, centro di Piove di Sacco, sabato sera. Un 17enne sta trascorrendo una normale serata. Sono le 22:30 quando viene accerchiato da un gruppo di coetanei. Sono in 9, 8 ragazzi e una ragazza. Pochi minuti dalle parole si passa ai fatti. Calci, pugni, anche quando il ragazzo è a terra, mentre gli altri lo riprendono con i telefoni. A fermare l'aggressione, le urla di una giovanissima e l'intervento di un esercente che chiama i carabinieri. Ci segnalava questo ragazzo con il volto, con i segni di percosse, di lesioni, e siamo intervenuti e abbiamo appurato che questo ragazzo era stato appena vittima di un pestaggio ad opera di altri 9 ragazzi che lo hanno malmenato. E ovviamente il giorno seguente il minore, in questo caso, si è presentato con i genitori e ha denunciato. Partono le indagini che, grazie all'esame delle telecamere di videosorveglianza presenti nel comune, permettono di identificare il gruppo degli aggressori. Dei 9 giovani, 4 soli sono maggiorenni, 6 sono italiani, 3 di nazionalità marocchina. Magro il bottino, il borsello del giovanissimo con dentro 20 euro. Per tutti scattano le perquisizioni a casa, dove i carabinieri vengono accolti da genitori talvolta del tutto ignari. Perquisizioni durante le quali abbiamo rinvenuto degli indumenti compatibili con quelli indossati dagli aggressori. Il fascicolo è aperto per l'ipotesi di rapine e lesioni personali in concorso. Le indagini vanno avanti. Nel frattempo i carabinieri rivolgono un invito. Le statistiche ci dicono proprio questo, che questo tipo di reati, quando viene denunciato, il più delle volte gli autori vengono individuati. Io rivolgo anche un appello non solo alle vittime a denunciare, quindi a non tenersi questi fatti per sé, ma anche a chi assiste, di chiamarci, di consentirci di intervenire tempestivamente e poi di procedere. Intanto ad Oderzo è stata individuata la baby gang che ha rapinato un 15enne di Sandona di Piave. Si tratta di 4 giovanissimi. Uno di anni ne ha 17, gli altri 3 tra i 18 e i 20, tutti soggetti già noti alle forze dell'ordine nonostante la giovane età. Questa è la caratteristica che hanno in comune i 4 ragazzi individuati dai carabinieri della tenenza di Oderzo quali autori della rapina ai danni di un 15enne di Sandona di Piave. I fatti il 6 marzo scorso alla stazione delle Corriere, a pochi passi dal centro, dove la vittima prima è stata accerchiata, poi mobilizzata e derubata del portafogli, al cui interno c'erano 20 euro. Di fronte alla reazione del 15enne, la minaccia con un coltello, attimi di paura riportati ai genitori e poi ai militari dell'Arma, che per circa 2 settimane hanno incrociato identikit e immagini della videosorveglianza, telecamere che in questo angolo di Oderzo non mancano. Certo, devono essere telecamere ad alta risoluzione, perché altrimenti l'identificazione è più difficile, o comunque devono esserci la lettura delle targhe, perché quella è, diciamo, inequivocabile. E sicuramente servono, e sicuramente però, torno a dire, servono le denunce. Quindi raccomando
ai ragazzi di non avere atteggiamenti omertosi, ma di denunciare sempre qualsiasi cosa. Resta però un senso generalizzato di impunità. Gli stessi componenti della baby gang sono per l'appunto volti conosciuti. Poi però la giustizia deve fare il proprio corso e quindi da questo punto di vista tutti noi auspichiamo la certezza della pena principalmente. Devianza o disagio giovanile, fenomeni al limite, tra gli stessi ragazzini se ne parla proprio alla fermata del bus. Non c'è molto da fidarsi, anche per gli adulti c'erano un sacco di persone un po' non affidabili. Soprattutto la sera si fa molto paura. L'anno scorso che addirittura alla luce del giorno, che era proprio in orario scolastico circa, che c'era uno che si faceva in vena, quindi sì, non mi sento tanto al sicuro. Area che resta monitorata, anche i locali tengono le antenne alzate, il bar Piramide in 30 anni di attività è diventato un vero e proprio presidio. Noi siamo aperti dalle 6:30 di mattina fino alle 2 di notte, quindi sostanzialmente durante il giorno l'area è sempre controllata, se abbiamo qualche problema abbiamo un buon rapporto con i carabinieri di Oderzo che fanno sempre un ottimo lavoro. Sicurezza che si fa in tanti modi, talvolta semplicemente parlando. Ad esempio io domenica sono venuto qui, c'erano dei ragazzi seduti qui sul plateatico, avevano spostato un po' le sedie e gli ho detto: ragazzi, guardate che qui l'area è videosorvegliata, state pure seduti, però voglio che mettiate tutto a posto poi. 10 minuti dopo mi hanno sistemato tutto plateatico, cioè basta andare a volte anche con le buone maniere e i ragazzi capiscono. Siamo a Vicenza con l'assalto al bancomat in piena notte, indagini in corso da parte della questura per risalire i responsabili. Abbiamo sentito come una bomba, mai sentito prima. Hanno sentito un forte boato e i muri tremare. I residenti delle vie limitrofe a Viale San Lazzaro, dove stanotte dei banditi hanno assaltato un bancomat della filiale del Banco BPM con l'esplosivo. Mamma, sembrava il terremoto. Tutto è accaduto intorno alle 4, i banditi sono scappati con il bottino ancora da quantificare. L'esplosione ha causato anche un principio di incendio, per cui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che avevano interessato una scrivania e anche alcuni documenti cartacei nell'area interna al bancomat. Operazioni di bonifica ed evacuazione dei fumi che hanno richiesto un paio d'ore. Sul posto la Polizia di Stato che ha avviato le indagini, la scientifica per i rilievi, al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona per risalire i responsabili. Ladri nella notte nella storica pizzeria Takeaway Tonino Pizza, ora nella Marca trevigiana, per andare a raccontarvi l'ennesimo furto. Io ho 20 anni, mi alzo assieme a mio papà, faccio il pane, facciamo le pizze, siamo dalla mattina alla sera qui in punto vendita, facciamo i salti mortali per riuscire a stare dietro all'attività, a stare in famiglia, e non trovo assolutamente giusto che noi dobbiamo fare questi sacrifici. Ci sono persone che nel giro di 30 secondi riescono a ottenere quello che noi non riusciamo a ottenere neanche magari in 3 mesi di lavoro. 36 secondi per la precisione, il tempo di sfondare il vetro della porta della pizzeria con un tombino di ghisa, eccolo, portare via la cassa e scappare. Le telecamere dell'attività storica di Viale Cacciatori hanno ripreso la banda: 4 persone, uno in auto, 2 fuori, uno è saltato sulle spalle del compagno per cercare di neutralizzare le telecamere esterne e poi, una volta appurato che era impossibile, puntandovi addosso una torcia. Il quarto dentro si è impossessato della cassa. È stato il boato udito da uno dei dipendenti che vive poco più in là a far scattare l'allarme. Siamo arrivati subito, con questo tombino hanno proprio sfondato il vetro, mentre i vetri sono andati in giro dappertutto. Abbiamo dovuto buttare via alcune cose che avevamo all'interno, perché con la paura che ci potessero essere delle schegge di vetro. Papà e figlio al lavoro tutta la notte per riuscire a riaprire il punto vendita nel pomeriggio. La denuncia alla polizia. Stranamente erano a volto scoperto e senza guanti, quindi lasciando impronte digitali ovunque. Erano ragazzi giovani? Sì, erano ragazzi giovani, sì. Sicuramente erano organizzati, sapevano bene quello che stavano facendo. Il conto del furto è salato. In cassa c'erano almeno 3.800 euro più i danni al negozio. È la seconda spaccata in pochi anni. I ladri in quel caso devastarono il punto vendita. Oltre alla rabbia c'è la certezza che questa zona, dove la famiglia Matruda lavora da 30 anni, non è più la stessa. Io sono cresciuto in un quartiere sicuramente più sicuro di quello che è ora, e mi piacerebbe che altri ragazzi come me potessero vivere la stessa infanzia che ho vissuto io
liberi di stare tranquilli. Spero che gli inquirenti e la giustizia faccia il suo corso e che paghino per quello che gli spetta. È stato arrestato nel Padovano intanto un 24enne di origini tunisine, deve scontare una condanna per una serie di furti e rapine commesse tra le province di Treviso, Pordenone e Venezia. Deve scontare una condanna a 5 anni per reati di furto, rapine e lesioni commessi tra le province di Treviso, Pordenone e Venezia quando era ancora minorenne. Il 24enne di origini tunisine, oggi cittadino italiano, rintracciato dagli agenti della squadra mobile di Padova. Il giovane è stato trovato in un'abitazione in provincia di Padova dove in passato viveva con i genitori. Tra le rapine commesse 2 sono avvenute a Treviso, una nel 2017 quando nell'area della stazione ferroviaria dove aveva sottratto un telefono cellulare ad un coetaneo, e una in centro dove, dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento in un negozio, aveva colpito con dei pugni al volto un commesso. 4 anni dopo, a Bibbione, il 24enne aveva invece strappato dal collo di un uomo accerchiato per strada con 4 compagni una collana d'oro del valore di oltre 500 euro. L'autopsia non ha riscontrato ferite né segni di violenza sui corpi di Marco Stefenoni e Maria Teresa Nizzolo, i coniugi di 75 e 76 anni trovati mummificati nella loro villa Monterico, nella zona collinare tra Verona e Negrara di Valpolicella. La prima parte dell'esame autoptico, viene spiegato, non ha permesso di stabilire con esattezza la data dei decessi. I 2 cadaveri scoperti da 3 ragazzi che praticano l'Urbex, esplorazione urbana di luoghi abbandonati, si trovavano in stanze diverse. È stato possibile stabilire che Stefanoni è morto con certezza per infarto, mentre non è stata appurata per ora la causa del decesso della moglie. Gli inquirenti tendono ad escludere la responsabilità di terze persone nella morte dei coniugi. Elisabetta Gardini minacciata sui social. La parlamentare è stata oggetto su Facebook di un attacco di natura politica. Un utente dei social network l'ha insultata, scrivendole anche "Piazzale Loreto ti aspetta". La risposta della Gardini è arrivata immediata, come pure il sostegno del senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Il loro odio non scalfirà, ha detto, il mio amore per l'Italia. Montebello Vicentino, torniamo nel Vicentino, un'altra bomba, la quarta in meno di 3 anni trovata durante gli scavi del cantiere della TAV. Quarto ordigno bellico trovato a Montebello Vicentino, nel cantiere della nuova linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. Si tratta della quarta bomba in meno di 3 anni e la terza in meno di 4 mesi, con la conseguenza che il comune dovrà affrontare un quarto bomba day, dopo quelli del 24 aprile 2022, del 15 dicembre 2024 e quello recentissimo del 9 marzo 2025. Per i residenti la situazione è stressante, lo è stressante per i residenti, per gli automobilisti, perché molto probabilmente andremo verso l'ennesima chiusura autostradale, oltre che all'interruzione della linea ferroviaria, quindi capiamo che la situazione comincia ad essere preoccupante e, ripeto, anche stressante per tutti noi. Il nuovo ordigno bellico da 500 libbre e risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto dagli operai del cantiere sulla sinistra orografica del torrente Gua, pochi metri al di là del nuovo ponte della TAV e a circa 150 metri dall'area in cui sono stati trovati i precedenti 2 ordigni. Ad esprimere preoccupazione per il continuo disagio provocato ai residenti è il primo cittadino, che nel prossimo incontro in prefettura chiederà anche di rivedere le procedure di indagine. Prevedere una indagine bellica non più puntuale ma estesa, il che vuol dire magari riuscire a fare un bomba day cumulativo. Adesso io non sono un tecnico, quindi non so di preciso cosa si debba fare, ma condivido quanto già dichiarato da parte del prefetto. Bisogna rivedere la modalità di indagine bellica. Venezia, una folla commossa per i funerali di Anna Rita Panebianco, la manager del caffè Florian, morta nel tragico incidente in barca. Era l'8 marzo. Le note della canzone My Way dell'intramontabile Frank Sinatra
canzone che lei tanto amava, eseguita dai professori d'orchestra del suo caffè, il Caffè Florian, sono state uno dei momenti più struggenti dell'ultimo saluto a Anna Rita Panebianco, la manager 56enne del Caffè Florian, la cui vita è stata stroncata lo scorso 8 marzo da un tragico incidente in laguna. Le esequie sono state celebrate nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo e poi, al termine della cerimonia, presieduta dal parroco Fra Filippo Rubini e concelebrata dal diacono Guglielmo Fasan, l'omaggio musicale all'esterno. Tutti presenti all'uscita della chiesa si sono disposti come in un grande cerchio, l'omaggio dell'orchestra quasi a volerle tributare un ultimo caloroso abbraccio e ringraziamento, mentre un raggio di sole si faceva spazio tra le nuvole e il vento gelido, il ricordo del direttore del Caffè Florian che questa mattina è rimasto chiuso per lutto. I colleghi hanno avviato una raccolta fondi all'associazione Energia Donna in memoria di Anna Rita. È difficile ricordare Anna Rita in poche parole, insomma, è una persona splendida, è solare, accogliente. Tutti si sono stretti alla figlia Sonia, alla mamma Lucia, le sorelle Isa e Marilena, i nipoti e tutti i parenti, in rappresentanza della città, l'assessore Sebastiano Costalonga con la fascia tricolore, l'ultimo abbraccio di Venezia al sorriso della Panebianco, prima che il feretro prendesse la strada di in provincia di Bari, suo luogo natale dove riposerà per sempre. L'accoglienza era il suo forte, insomma, faceva ogni cliente, chiunque, lo faceva stare come fosse a casa, insomma, come se fosse accolto nel migliore dei modi, insomma, questo era proprio il suo tratto distintivo, insomma, sì. Parliamo di autovelox. Dopo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione, la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese spegne 7 autovelox, compresi 4 lungo la nuova statale del Santo. Tutti spenti con provvedimento firmato dal comandante della polizia locale Antonio Paolocci, dopo l'indicazione arrivata dai sindaci della Federazione del Campo Sampierese riunitisi in via d'urgenza. Sono 7 gli autovelox nel territorio di 10 comuni che dal 18 marzo sono accesi solo con finalità di pubblica sicurezza e per il rilevamento dei flussi di traffico. Si tratta dei 4 Velox Velocar Red Speed lungo la strada regionale 308 del Santo e dei 3 Enves Evo lungo la strada provinciale 46 Brentana nei comuni di Villa del Conte e Curtarolo. Una decisione che i sindaci hanno assunto in via prudenziale dopo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione che ritiene passaggio obbligatorio l'omologazione degli apparecchi in contrasto con quanto afferma il Ministero delle Infrastrutture, che sostiene che approvazione e omologazione sono equivalenti. La Federazione del Campo Sampierese precisa che si tratta di una sospensione provvisoria in attesa della soluzione della controversia in atto. Nel frattempo anche a Cittadella, Comune e Polizia locale stanno studiando la sentenza. Per ora nella città murata i Velox restano accesi. Un tuffo nel canale del Piovego come sul canale Grande. Ecco il video che gira sui social e sta facendo discutere Padova. Rigorosamente in costume, rigorosamente ripreso da un telefono cellulare. Ecco le immagini registrate a Padova qualche giorno fa e diffuse sui social di quella che ha tutta l'aria di essere una bravata. Dopo il Canal Grande a Venezia, anche a Padova, tuffo fuori stagione nel canale navigabile del Piovego, proprio all'altezza di uno dei pontili dove attracca il Burchiello, l'imbarcazione che collega la città del Santo con la riviera del Brenta. Che si tratti di un modo per festeggiare la sudata laurea, il portello è molto vicino. Del resto, che si tratti semplicemente di un tuffo, resta un gesto pericoloso su cui la città si sta interrogando. Economia, la guerra dei dazi tra USA e Europa passa anche dalle uova venete. Vediamo. Ti diamo quello che tu vuoi, ma ricordati anche di noi quando noi dobbiamo esportare. Questo è un po' il messaggio. Lo fa come una battuta l'assessore regionale al commercio estero, Federico Caner, ma raccoglie l'invito degli Stati Uniti che stanno cercando uova da importare da tutto il mondo. Noi potremmo esserci ora, tu America, ricordati dopo dei dazi. Il Veneto, se fosse uno Stato, sarebbe il 4º esportatore mondiale di vino e per noi il mercato americano è fondamentale. Pensiamo a tutto il nostro Pinot Grigio che va quasi tutto lì, e nel mercato inglese, o lo stesso Prosecco. Quindi questo dimostra cosa? Dimostra che ormai i mercati sono interconnessi tra loro
e quindi il tema dei dazi io capisco che venga ammesso, viene trattato diciamo per elevare quella che poi è una contrattazione che tra gli stati avviene, però insomma la dimostrazione delle uova è emblematica. Solo il 3% della produzione veneta di uova è legato alle esportazioni. Per gli agricoltori è difficile riuscire ad incrementarla per esportare di più, anche se in una logica di scambi è possibile cercare un accordo. Più del 98% è autoapprovvigionamento e quindi serve a noi in Italia per la produzione appunto di dolci, ma non solo, per la produzione chiaramente l'utilizzo totale delle uova, e quindi noi non abbiamo oggi la necessità specifica dell'esportazione, però la valutazione va fatta in maniera globale con i prodotti agroalimentari, quindi i dazi portano sicuramente a una limitazione su tutto quanto questo, e quindi su questo la preoccupazione è molto alta. La scarsità di uova negli Stati Uniti è legata ad un veloce diffondersi dell'influenza aviaria che ha decimato la produzione. Anche il nostro territorio ha subito la malattia, ma molto è stato fatto da parte dei produttori per la biosicurezza degli allevamenti. Oggi vi è da fare un ulteriore passo in avanti, che potrebbero essere anche la possibilità, ma questo il Ministero della Salute e il Ministero anche dell'Agricoltura valuteranno in maniera importante, che è l'introduzione dei vaccini. Sono circa 200 gli interventi che il SUEM fa ogni anno per infarti nella provincia di Padova. Per garantire una maggiore tempestività di intervento, ora è stato introdotto un nuovo protocollo. Vediamo. Medici e infermieri operano all'aria aperta come fossero in sala operatoria, questo grazie alla dotazione di un ECMO portatile, uno strumento che permette l'ossigenazione extracorporea solitamente praticato all'arrivo in ospedale. Un progetto sperimentale per ora che vede la collaborazione del SUEM 118 e il reparto di cardiologia. Durante l'intervento noi portiamo il paziente sulla barella dell'ambulanza di soccorso e affianchiamo tutto quanto il dispositivo del CARL a fianco alla barella, come potete vedere. In questo momento i cardiochirurghi faranno il campo, poi incanuleranno il paziente e a quel punto trasferiremo tutto l'ECMO sopra la barella del soccorso ordinario, caricandola nell'ambulanza e andando verso l'ospedale. Un sistema molto compatto dove c'è una pompa centrifuga che serve naturalmente per movimentare il sangue nel momento in cui il paziente è collegato alla macchina. C'è un piccolo ossigenatore, c'è un piccolo scambiatore di calore che permette quindi di ossigenare il sangue che viene reinfuso al paziente. Ci sono delle cannule che poi vedrete che permettono di connettere il paziente, dopo aver cannulato i vasi femorali, arteria e vena femorale, alla macchina stessa. In azienda ospedaliera a Padova partirà quindi un nuovo protocollo che permetterà di ridurre drasticamente i tempi di presa in carico dei pazienti. Il tempo diventa una variabile fondamentale e questo è il motivo di portare l'ECMO al di fuori dell'ospedale sul territorio. Si parlava prima, il direttore parlava di città cardioprotetta, Padova città cardioprotetta, devo dire che questo è un altro tassello per garantire questa cardioprotezione. Rischiamo, tra virgolette in senso positivo, di risparmiare tra i 40 e i 60 minuti per la cannulazione del paziente in ECMO, che per noi diventa vita quel tempo. Una sperimentazione di 3 mesi, unica in Italia, che vedrà una stretta collaborazione tra i reparti. Questa è una stretta sinergia tra i cardiochirurghi, il SUEM 118, i tecnici di perfusione, quindi tutti quanti lavorano per garantire il miglior outcome ai nostri pazienti. È sempre un lavoro di squadra, sono sempre dei percorsi che nascono da confronti, dialoghi tra professionisti per dare appunto la risposta migliore alla persona a cui serve appunto la risposta in emergenza e urgenza. Esposta per la prima volta la Gipsoteca di Possagno la testa di Teseo, che segnò il passaggio di Canova dal barocco al neoclassico. Nell'ala Lazzari della Gipsoteca canoviana si può ammirare per la prima volta esposta al pubblico questa testa del Teseo realizzata dal grande scultore neoclassico Antonio Canova. La direttrice Moira Mascotto ci spiega anche la grande soddisfazione di questa esposizione. Siamo all'interno dell'ala Lazzari, dove appunto abbiamo un percorso espositivo nuovo, temporaneo, che ci racconta dell'opera Teseo sul Minotauro,
un dialogo tra tre gessi e, come giustamente già anticipato, alla mia sinistra abbiamo un'erma di collezione privata mai esposta al pubblico, che per l'occasione è anche stata restaurata. Alle mie spalle invece ci sono due gessi che ci raccontano l'opera nella sua interezza. Uno appartiene alla collezione di Possagno, l'altra invece alla collezione delle gallerie dell'Accademia di Venezia. Perché quest'opera è importante? Perché ci racconta di Canova durante il suo primo soggiorno romano, un Canova che è arrivato dalla lezione del barocco e, vedendo gli antichi maestri, adotta il loro linguaggio, lo fa suo, e quindi con quest'opera si ha la nascita della scultura moderna. Ma non è tutto la mostra dossier Il Teseo sul Minotauro. Dalla Gipsoteca si sposterà in una delle stanze della casa dell'artista, dove si possono ammirare un dipinto che ritrae Gavin Hamilton, studioso e pittore che avvicinò lo scultore trevigiano al linguaggio degli antichi, un volume che permette di conoscere il percorso attraverso bozzetti che portò alla realizzazione del Teseo, e un acquaforte commissionata dal primo proprietario della scultura. La mostra dossier si potrà ammirare alla Gipsoteca Canoviana di Possagno da domenica 23 marzo sino al 21 giugno. Ci fermiamo al nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.